Buonasera amici di Rugby House, seconda vittoria di fila della FMCZ Rugby Rovigo Delta inaugura 2017 espugnando il Quaggia. Vittoria convincente, una vittoria che ha visto la squadra di Joe McDonnell e Jason Wright vincere contro il Marchiol, sebbene avessero delle defezioni da un punto di vista proprio di effettivi in campo. Bella prestazione soprattutto anche dei giovani. Ne parleremo oggi qui all'interno del nostro appuntamento. Si parlava di box prima della sigla, ma adesso parliamo di rugby. Lo facciamo con PJ Parker. PJ, benvenuto. Ciao. E Ivan Malfatto, quando ci sei tu si parla sempre di box, Ivan, eh? Non solo di box, ciao e buonasera a tutti. Benvenuto PJ, è un piacere averti qui. Com'è andata sabato con Marchiol Mogliano? Sì, sabato molto bene per me, la disciplina, molto bravo, anche di avanti, il Mischia, il Tush, anche per me da giovani, sul livello da 2 o 3 settimane fa. So. Per me se la squadra va bene, vincere per me è molto importante. Aumenta la confidenza, no, della squadra? Sì, le confidenze cambiano, adesso la squadra molto fiducia e confidenza, sì, con gioca in allenamento, in campo, so, per me adesso è avanti. È cambiato rispetto ai primi mesi, c'è un'atmosfera diversa, uno spirito diverso? Sì, cambio tutto, cambio il sistema di gioco, cambio il feeling in la squadra, in campo, in palestra, sì, cambio tutto da 3 mesi fa. Adesso nuova mentalità, nuovo sì, clima. mentalità, nuova mentalità, sì. Ok, Ivan, abbiamo visto un bel Rovigo sabato, no? Non ci aspettavamo forse una partita del genere. Non so, no, non direi che non ce l'aspettavamo. È stato, a mio avviso, importante vedere una continuità rispetto alla prestazione di Piacenza nel volume di gioco, nelle occasioni create. Queste di Mogliano non le ho contate, ma avevo contato nella partita con il Piacenza 24 occasioni da meta o comunque azioni importanti che poi erano state concretizzate solo 5, però era l'indice di una potenza di fuoco che, se affinata nei passaggi, negli errori e negli schemi, poteva avere un'efficacia maggiore, un effetto maggiore. E lì con il Mogliano un progresso si è visto, perché mentre con il Piacenza eravamo arrivati alla meta del bonus all'ora di gioco, abbiamo fatto molta più fatica, in questo caso al quinto, mi pare al quarto del secondo tempo, avevamo già fatto la meta di bonus e ne abbiamo fatte 6. Quindi una continuità nella prestazione e, come dicevate giustamente prima, l'importanza di avere vinto la sfida delle panchine, perché entrambe le squadre avevano dentro molte seconde scelte, ma è brutto chiamarle riserve perché nel rugby non esistono di fatto riserve, no? Però è innegabile che soprattutto Mogliano, ma anche un po' meno Rovigo, avevano fuori molti giocatori titolari e si è visto che le seconde scelte del Rovigo sono state superiori alle seconde scelte di Mogliano, perché un dato anche numerico che dà l'indice della prestazione, il Rovigo, da quando c'è l'eccellenza, quindi dal 2011, e quindi Mogliano è competitiva per il campionato, non aveva mai vinto con 18 punti di scarto a Mogliano. Aveva vinto di 20 punti di scarto negli anni 80, quando il Mogliano era una squadra di bassa classifica e il Rovigo di alta classifica, ma non era un confronto omogeneo. In questo periodo di omogeneità tra le due squadre non era mai successo di vincere di 18 punti a Mogliano. Sì, tra l'altro un campo in cui abbiamo perso più volte nell'ultimo periodo, per cui tolti i playoff in regular season abbiamo sempre sofferto. Tu dicevi, tanti giovani loro, tanti giovani noi, però c'è da dire, PJ, che i primi 5 uomini della mischia, loro avevano solo un problema in seconda linea, mentre noi avevamo qualche problemino in più, avevamo qualche defezione in più. Lì abbiamo retto, lì abbiamo dominato, da lì è partita la nostra vittoria. Sì, per me la prima cosa arrivo sabato da Mischia. Noi capito loro cambio giovani giocatori, anche noi, ma in Mischia il nostro livello più loro
attacco dei giovani da prima linea, anche seconda linea, anche terza linea. Per me to vincere questo partito di avanti, Mishka, Tush, fisicamente, la mentalità, to attacca loro in questa area. È ovvio che quando tu sei così dominante in mischia ordinata, subito l'equilibrio del match cambia, no Ivan? Sì, difatti poi si è visto che nel finale, quando ci sono stati i cambi e la mischia del Rovigo è diventata un po' più debole, il match si è riequilibrato anche lì. Ma il simbolo di questa supremazia è stata, a mio avviso, la sicurezza con cui hanno conquistato la meta di penalità, la meta tecnica, che mi pare sia stata la terza meta, no, della partita, perché c'è stata un'azione giocata e abbiamo fatto, forse era introduzione loro e abbiamo o rubata o fatto avere il fallo, abbiamo richiamato Mischia ed è stata rifatta, la terza volta è stato fischiato la meta tecnica e in tutti e tre i casi, in spinta e come posizione, si era notata la netta supremazia della mischia di Rovigo, quindi questo è un buon indice di importanza. L'indice, tra l'altro, che dicevo prima è che mentre noi comunque avevamo assenze tipo Momberg e Jacob, loro la prima linea era totalmente quella titolare. In seconda linea aveva solo Baldino, che di solito gioca a Bocchi o Maso, per cui voglio dire la prestazione dei primi 5 uomini è stata di altissimo livello, perché comunque ha retto il livello, anzi è stata superiore rispetto a quella del Mogliano. Andiamo a vedere subito gli highlight di questa vittoria e poi entriamo in studio, perché alle porte c'è la trasferta a Roma contro le Fiamme Oro. Buon anno amici Valli all'ascolto, remake della semifinale scudetto 2015-2016 al Quaggia tra Marchio Mogliano e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Prende la rincorsa appena oltre i 22, agevole il calcio. E abbiamo visto usare molto gli avanti nella parte centrale dello schieramento di Mogliano, quindi va a battere in zona 2, ecco, in maniera da creare sempre spaccatura nel campo. Antonio, qui il drive di Rovigo, sembra avere la meglio, sì, su quello del Mogliano, e c'è la prima meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. 14esimo del primo tempo qui al Quaggia di Mogliano. In realtà dicono che Chillon era già partita nella rincorsa. Questa è un'altra leggerezza per quanto riguarda Rovigo, però c'è Mucignat che la fa sua, va alle collisioni l'ex pilone Benetton. Giabardo entra lateralmente, qui non è stato visto. No, c'è il vantaggio, c'è. Giabardo probabilmente ha valutato fuori il pallone e quindi è andato subito a mettere pressione, in realtà veniva considerato ancora dentro, quindi sta giocando sotto vantaggio. Attenzione, Arrigo se ne va sull'out di destra, velocissimo il siciliano, prova ad andare oltre. Danna, vediamo se la meta c'è o meno. Del vivaio c'è. Bisogna anche ammettere che la presenza delle accademie in queste due città, in queste due realtà, Rovigo ebbe la meglio. Parte Bonifazzi, sembra buona. Alberto Chilloni introduce. Ancora Rovigo dominante in spinta. Qui meta tecnica. Infatti. Meta tecnica Rovigo. Un toccasana per i ragazzi di Egner. 17-6 quando mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Reggio Emilia, nel frattempo parte Bonifazzi. Pare buono. Sì. Ed è buonissimo. Ancora con gli avanti la squadra di Joe McDonnell e Jason Wright. Apre Chillon, entra Keanu Apperley. Tentativo di Mogliano di tenerlo alto, in realtà non riescono. Attenzione al largo, superiorità netta di Rovigo. Edo Lubian, la meta di Edo Lubian, quarta meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Infatti anche nell'azione offensiva di Masato al termine del primo tempo, in cui diciamo non è riuscito a dare continuità all'azione offensiva di Mogliano, lui capitano della Under 18 campione d'Italia, PJ Parker sull'ultimo blocco, Lucio Rodriguez la muove per Keanu Apper, il loop con Lucio Rodriguez, l'inserimento di Peter Pavanello, Leo Mantelli, calcetto per Bobo, la copertura di Masato, pallone ancora vivo, meta di Alberto Chillon, che è stato bravissimo, intelligentissimo a sostenere, pressione e di motivazione, mette ancora più a disagio, sarà Almela o Giabardo. Attenzione l'argentino Almela, se le va sul lato di sinistra, troppo leggero a Rovigo. Si è presentato. Sì, troppo leggero Rovigo.
mollare minimamente la presa. Bonifazzi in palla oggi per quanto riguarda la piazzola. Van Buren sale bene nell'angolo cieco, dà veramente una bella botta a Matteo Ferro. Però forse è partito troppo prima, è questo che... Gli ha data talmente bene che l'ha sentita anche lui, perché mi sembra che sia ancora a terra dolorante. coi postumi, sì. Vantaggio Rovigo, Leo Mantelli, prova lui un buco centrale, Leo prova ad andare. E va. Meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Nel frattempo cerchio dietro all'H del Mogliano. E stavolta... Bentornati in studio dopo l'immagine della bella vittoria al Quagio. Dicevamo sabato trasferta molto importante a Roma contro le Fiamme Oro. PJ, come state preparando questa partita? Oggi e ieri contro Joe ancora molto importanti gli avanti da Mischia perché del campo sintetica cambio per the setup. Gli appoggi, certo. Sì, setup molto importanti, 2 piedi sempre in terra, perché la terra non buono, sintetica, so, difficile per Mischia, ma tutti lavorano insieme. Quindi state cambiando l'impostazione dei piedi perché giocate sul sintetico? Sì, perché quando movimenti le scarpe è difficile ricarica a buona posizione. So, sì, molto importante il setup per Mischia, anche poco cambio nostro attacco, profondità, perché loro difesa veloci, sì, la linea veloce, blitz. Sì, blitz. So, profondità per gioca, sì, profondità. Ancora fisicamente, fisico, perché loro è grosso, grande pack, so, per me ancora attacco di avanti, hanno veloci da Rock contro Joe stamattina, quando noi Rock veloci, 2-3 secondi, perché quando il nostro gioca veloce, dopo 3-4 fasi loro non stanco, ma si perdono. Sì, we believe nostra fitness più superiore loro levelo. Ecco, tra l'altro su questo punto Casellato è sempre stato definito, è sempre praticato un gioco molto aperto. Le Fiamme Oro viste a Calvisano sono un'altra squadra rispetto al credo casellatiano. Molti turnover, molto abrasivi nei punti di incontro, per cui il discorso dicevo bisogna essere rapidi nel muovere l'ovale, perché loro, a differenza di Mogliano che stanno un po' più a guardare e coprono la linea, loro sono molto più aggressivi sul punto di incontro. Un Fiamme Oro che hanno perso a Calvisano alla fine, ma che sicuramente è una sorta di passaggio chiave della stagione. Sì, hanno perso gli ultimi 20 minuti, conducevano 19-9 e anche in precedenza col Petrarca erano stati in vantaggio, quindi vuol dire che sono una squadra concreta, solida in difesa perché concede poche mete, con questo sviluppo del gioco che dici tu anche in attacco e con gli avanti, è sicuramente una squadra come insomma si dice da tanto tempo, forse l'unica vera squadra di professionisti nel campionato italiano, perché possono allenarsi dalla mattina alla sera, quindi anche fisicamente questo ragionamento che faceva PJ sarà tutto da verificare sul campo, perché teoricamente dovrebbero essere molto più preparati o comunque preparati allo stesso livello del Rovigo. Sì, un punto di svolta, nel senso che non voglio passare da menagramo, nel senso che spero insomma, sono convinto che riusciremo a vincere, però questa è una partita che si può anche perdere, cioè, pur facendo una buona prestazione, questa è una partita in un campo difficile come quello sintetico, con una squadra in crescita come questa, che il Rovigo o comunque una squadra di vertice può andare a perdere a Roma, e quindi una partita su cui bisogna fare molta attenzione, dove anche il mentale dovrà essere molto importante, perché è una sfida, a mio avviso, con l'intensità di un playoff o quasi, una delle sfide della stagione regolare più intensa, insieme ai derby col Petrarca e al Calvisano, forse seconda solo a queste due partite. Anche perché questa è teoricamente l'ultima
eccezione fatta per Calvisano, trasferta molto molto difficile che Rovigo deve affrontare in questo campionato. Tra l'altro Rovigo dovrà far fronte a una giornata che la vede un po', come posso dire, non dico in difficoltà, ma sfavorita per gli altri sconti diretti, perché noi giochiamo contro le Fiamme Oro, le altre contendenti ai playoff hanno sfide tra virgolette un po' più semplici, no? Sì, condivido, è una giornata costruita così ed è appunto, direi, la terzultima trasferta importante, perché ci metterei anche Viadana, a meno che non si arrivi all'ultima giornata, esatto, con il verdetto dei playoff già definito, però ci metterei anche quella, perché Viadana tendenzialmente è sempre un campo molto difficile per Rovigo. Io non l'ho messa nemmeno dentro perché non vorrei mai arrivare all'ultima giornata a dover definire delle cose. PJ, mentalmente, come state parlando, come state vedendo questa settimana, le Fiamme Oro, la trasferta, proprio da un punto di vista di feeling? Yeah, the feeling ieri e oggi is the level su. Top level, tutti confidenze, la squadra ha capito questa partita molto importante per prima question. Quando noi vinciamo la partita, Fiamme Oro è molto difficile arrivo in top 4. Sì, 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 certo. Molto importante per noi vincere, anche per noi prossimo in Viadana. Noi vincere Fiamme Oro, Viadana partita è un altro livello, sì, più semplice, confidenza in testa, ma sì, tutti focus, studiare il rugby assistant, guardare i clips, sì, tutti. Tu per quanto riguarda la Touche, cosa hai visto delle Fiamme Oro? La Touche è buono, Caffini sì. 2 anni fa, un anno fa, anche Cristiano. Sì, Cristiano. Sì, loro Touche buono, ma numero 2 allenatore? No, sì. Il secondo allenatore? Sì, lui lancia no top, so opzioni, opportunità, still se ne parla. Okay, quindi sono delle possibilità secondo PJ di rubare qualche lancio, perché il lanciatore insomma non pare sia il top. A proposito di tallonatori, Ivan, io personalmente non mi aspettavo un Filippo Cadorini così in palla, visto che si parla di hooker, no? di tallonatori. No, io sì, me lo aspettavo, nel senso che Cadorini, c'è un bellissimo libro fotografico anche di un fotografo vicentino che lo ritrae ai Trofei Topolino quando aveva ancora 10 anni, e già da allora era una promessa, un talento, e questa crescita l'ha fatta sempre graduale anche nelle giovanili, e in effetti giocando contro una squadra piena di under 20 come è stata poi quella di Treviso e quella di Mogliano sabato, ci poteva stare che lui reggesse il confronto. Insomma, Cadorini è uno dei prospetti, si dice, no, più importanti non solo di Rovigo ma secondo me italiani della sua età, e quindi deve venire fuori quest'anno in eccellenza. E a mio avviso, non conosco bene il ragazzo, insomma, però mi ha colpito molto una sua dichiarazione nella prima intervista che gli abbiamo fatto come gazzettino all'inizio, la stessa cosa che più o meno aveva detto anche Ortis, tra l'altro, e cioè che il suo obiettivo era quello di fare più minuti possibili, cioè sapeva di doversi guadagnare non il posto ma proprio il minutaggio, sapeva che aveva davanti uno come Momber che gli poteva insegnare ma che gli avrebbe chiuso anche ovviamente molte possibilità di giocare, e a mio avviso questo è l'approccio giusto da parte di un giovane in una piazza importante di tradizione come Rovigo, cioè quella di guadagnarsi passo dopo passo minutaggio, fiducia, la stima dei compagni di squadra, e di essere pronto nei momenti in cui c'è bisogno. Finora ha risposto presente, non solo lui, bisogna dire, quindi importante. Come vedi Filippo Cadorini, insomma, che è stata una delle note positive, insomma, di sabato? Sì, no, molto positiva. Lui tanto giovane, 12 anni da lui, io so. È molto importante per io, Matteo Ferro, Momberg,
the vecchio giocatore parla con lui quando lui make a mistake o errori, ok, avanti, vai avanti, confidenza. Ma per me lui sì, è prospect, lui uguale a Sponge, assorbe è una spugna, informazioni, esatto. sì. Ma sì, lui è più forte in settimana da settimana. Lui è migliorato tanto, no? Sì. Lui, sì, per me lui è buono. Bene, questi sono lati positivi. Parlavamo dell'ottava giornata del campionato di eccellenza, andiamo a vedere le news che arrivano da Padova, che arrivano da Roma, che arrivano da San Donà. Umori opposti, stesse ambizioni. Petrarca e Mogliano incroceranno nuovamente i loro destini sabato alle 15 al centro sportivo Memo Geremia di Padova, che in ottobre ha già celebrato questo derby veneto nell'ambito della Qualification Cup. Nonostante il Petrarca abbia battuto i rivali e perso solo un punto bonus per strada, alle fasi finali della terza Coppa Continentale sono andati proprio i trevigiani allenati da Aigner, che hanno vinto il loro girone pur senza brillare. Stranezze europee. In campionato, però, i valori espressi finora parlano chiaro. Il Petrarca, secondo a 28 punti, al doppio dei punti dei cugini bianco-blu, sesti a quota 14. I trevigiani fanno i conti dall'inizio della stagione con le assenze prolungate di Gatto, Guarducci, Barrot e Pavan, a cui si sono aggiunti in dicembre Renata, Riccioli, Visentin e Capitan Filippucci. Novità anche per l'infermeria petrarchina. Andrea Bettin, uscito per infortunio con San Donà, attende di fare la risonanza al ginocchio. Si sospetta la rottura del menisco. Ciao Andrea, che dire? Che qui a Roma non ci piace vincere, continuano a perdere sia Lazio sia le Fiamme Oro, con la Lazio che però, nonostante non abbia mai vinto una partita, riesce a guadagnare 2 punti di bonus e, seppur temporaneamente, speriamo da qui per sempre, abbandona l'ultimo posto in classifica. Dall'altra parte le Fiamme Oro hanno fatto sicuramente un'ottima partita con il Calvisano, ma non è bastata per vincere la terza partita di questo campionato. E a questo punto alla caserma Gelsomini arriva il Rovigo. Che dire, non può sbagliare la squadra di Casellato, oramai è chiaro. Questa è la partita che potrebbe determinare se la squadra della Polizia di Stato è destinata a fare una corsa per una salvezza che comunque insomma arriverebbe senza problemi, o se effettivamente può lottare per il quarto posto, visto che insomma sono solo 5 le posizioni che la dividono dalla quarta piazza, unico obiettivo ormai raggiungibile. 2 sconfitte consecutive a cavallo del Natale per la Laffert è già tempo di domande. Già, perché la squadra arrivata in battuta da seconda allo scontro al vertice del Pacifici della sesta giornata ha poi subito un totale di 107 punti nei 2 match successivi contro Calvisano e contro Petrarca, 2 competitor diretti in zona playoff, smarrendosi pesantemente rispetto al bel complesso visto all'azione nei primi 5 turni, solido con gli avanti, ben gestito in cabina di regia e molto disciplinato in difesa. Alla prova di maturità un San Donà rimandato, quindi, considerando che lo scontato recupero degli 8 punti di penalizzazione per il caso Petrozzi piazza ancora la squadra nei quartieri alti della classifica, lasciando aperta ogni possibilità di gestire il resto di un campionato ancora in via di definizione nei suoi equilibri effettivi. Prima però c'è da far passare un mese di gennaio molto impegnativo, cominciato male ma da chiudere obbligatoriamente meglio, già a partire da sabato pomeriggio, quando in riva al Piave saliranno i Lions piacentini, ultimi in classifica, isolati a quota 6 con un record di 6 sconfitte ed una sola vittoria. Classica partita da vincere per convincere, dunque, ritrovando il filo con un rugby apparso in alcuni momenti, a Rovigo in primis, davvero interessante per il livello tecnico generale, per la qualità individuale dimostrata da alcuni dei suoi interpreti e per un pragmatismo al limite del cinico, come da tempo non si vedeva dalle parti di via Tarvisio. Martedì scorso, intanto, la visita dello staff tecnico azzurro guidato da O'Shea ha dato modo a tutto il gruppo di staccare con la routine e confrontarsi con soluzioni tattiche e alternative. Appurato che James Ambrosini, assente a Padova, è assolutamente insostituibile nel San Donà di questa stagione, i rientri di Padrò, Iovu, Michelini e Reeves sono la nota lieta su cui azzerare la negatività e puntare ad un finale di girone in crescendo. Squadra in campo alle ore 15 come di consueto. Ultima parte di Rugby House, ovviamente diamo sempre spazio ai nostri tifosi, sono tantissimi ad aver scritto questa settimana, tante domande per te PJ. Allora, tanto c'è una statistica chiara, le donne scrivono in inglese,
Le donne italiane scrivono in inglese, gli uomini in italiano. Come hai trovato l'inglese degli italiani, PJ? No, per me è posto. Hai fatto prima imparare l'italiano tu che gli inglesi? Sì. Allora, partiamo da Andrea che dice "Where is the pen?" E questo insomma è una battuta, dai, questo è molto semplice. Poi Silvia ci scrive, la riporto in italiano per essere più rapidi, cosa ne pensi che a Rovigo il primo sport sia il rugby e se c'è in Inghilterra o in Gran Bretagna una città che ha i tifosi come quelli di Rovigo, quindi una città con lo stesso livello di tifoseria. E se ti piace il rapporto fra giocatori e tifosi a Rovigo. La prima, scusa. Sì, cosa pensi del fatto che a Rovigo ci sia così tanto amore nei confronti del rugby? Sì, le differenze dall'Inghilterra da Rovigo. Rovigo molto vicino da supporta dai giocatori. Per me the relationship between the giocatori and the fans is number one. The support on the sabato is molto importante per noi in campo, the noise. Sì, molte differenze dall'inglese. C'è una squadra in Inghilterra che ha più o meno similar team? Sì, Leicester Tigers, uguale a questo. Campo vicino the fans vicino del campo, più the voice very loud, sì. C'è molto tifo per cui i giocatori sentono. Poi Marina dice ti voglio vedere carico come l'anno scorso perché la tua energia è contagiosa, pensi sia una cosa che si possa realizzare? Quindi Marina forse pensa che quest'anno tu non sia carico come l'anno scorso, è possibile o è una sua sensazione? Per me io arrivo uguale in campionato scorso, settimana scorsa a Vimogliano. Prima 2 o 3 mesi io no confidenza in testa, cambio io 114 kg, molto basso, sì, no, I didn't feel myself, tutto, prestazione, performance. Molto duro, sì, io ho tanto paesi giù, no confidenza quando io gioco, il nuovo sistema, io non ti trovavi bene, insomma. Sì, ma adesso io i paesi arrivo campionato scorso, io per me è in forma ancora, back to normale. Ok, quindi Marina siamo positivi che ce la faremo. Ilaria dice, che anche Ilaria scrive in inglese per cui non fa una grinza, perché hai scelto il rugby come sport? The outdoor sport. Sì, perché ti piace il rugby, giochi Sì. a rugby invece di giocare a cricket o a calcio? Io box. Sì, box. Piace box. Sì, box, basket, anche basket, ma per me è box perché... No, ma why did you choose to play rugby? ok. Sì. I gioco da 4 anni. mio padre gioca a rugby e lui take me a 4 anni. So, sì, E quindi, ok, gli altri sport che ti piacciono, hai detto basket? Box, basket, tennis, sì, gli Olympics. Ti piace lo sport sì, in genere? Sì. Except soccer. Sei arrivato nella città giusta, insomma. Allora, qual è la cosa che ti piace di più quando sei in campo? Mischia, io avanti, so the dirty work, mischia, il contatto, i placcaggi, tutto. È difficile per singolo uno. Però in mischia ti vedo che quando vinci la mischia sei più carico. Sì, per me quando vinci la mischia è uguale a meta. It's the best feeling per me to vincere difficile mischia. Ok, Ivan, so che... Posso fare una domanda io a PJ se...
Una delle cose che hai portato, secondo me, di più a Rovigo, oltre che questa presenza in mischia, no? Questa aggressività che è quella che serve, è una leadership naturale, anche se tu non sei lo skipper, capitano, però parli sempre con tutti, in ogni fase di gioco, delle volte anche con l'arbitro. Questa cosa la facevi anche nelle altre squadre? È una tua caratteristica naturale di leadership o l'hai sviluppata di più qui a Rovigo perché il livello è più basso che in Inghilterra o in Scozia? No, per me io arrivo a Rovigo, cambio mio livello gioco. In inglese tutti, non tutti, ma more giocatori parla. I find in Italia the giovani, anche i giovani, non parla poco. Per me gioca rugby in Inghilterra, tutti parla, sinistra e destra parla insieme tutto, ma in Italia o Rovigo non tutti parla, so difficile per giocare, specie in difesa, è difficile non parla. So. Esatto. Ma per me io cambio quando entro nel campo il sabato. Sì. Io non so mai. Sì, se io non parlo o non focus o fisica o mentalità, io gioco a base, sì, male. Ci sono altre domande. Allora c'è Spunky Ashby che dice, essendo un uomo tutto d'un pezzo, no? Ci puoi spiegare il tatuaggio che hai sul braccio, cosa rappresenta, cosa vuol dire? Sì, tatu sinistra braccio, io mia carne, Mila. Il tuo cane, quindi? Sì, il tuo cane, mia cane, piccola bassotto. Quindi l'uomo tutto d'un pezzo ha il cane tatuato. E poi Marco scrive... Come Joe McDonald. Sì, esatto. Millie, sì. Quindi più grande l'uomo, più piccolo il cane, no? È così. Marco scrive, sarei ancora a Rovigo l'anno prossimo? Sì, prossimo campionato scorso io ho fermato, Sì? 2+1. 2+1, quindi sarai ancora a Rovigo. Prossimo, sì. Ok, e poi c'è Billy che scrive, se preferisci mettere la marmellata o il latte sopra gli scones, che sono dei biscotti, qualcosa del genere. Biscotti, sì. Muffin, ciambelle. A colazione? Sì, colazione, sì. Okay. Prima crema e dopo marmellata. Ok, abbiamo di tutto. Una cosa che mi ha sorpreso, tu hai fatto una domanda molto interessante prima a PJ, una cosa che mi ricordo, PJ mi ha detto st'estate, non mi ricordo quando, mi ha detto io vado a letto la sera prima della partita e prima di dormire mi ripasso tutte le chiamate in touche. È vero PJ, lo confermi? The touche, no scusa. The line outs. Sì. You remind all the calls before sleeping. Sì. All the calls before sleeping, scrivati in cosa? Giornale, non giornale, book, small book. Il quaderno, sì. Notebook, sì, notebook. Notebook. Per nuovo touche, guardare, studiare, sì. E quindi anche a livello mentale. Infatti anche questo è un indice, no, di presenza e di leadership, in effetti. Sentivo anche altre persone così esperti che dicono che lui e Cavalieri sono le due seconde linee del campionato italiano con questa maggiore presenza, impatto di leadership. Non so se, avendole affrontate tutte, sei di questa idea anche tu. Insomma, dicono che quando Cavalieri non c'è, il calvisano cambia. Si può dire la stessa cosa di quando non c'è PJ, insomma. Cioè... Chi è un bel giocatore che hai visto in eccellenza, che ti piace delle altre squadre? Sì, Cavalieri, seconda linea in Cavazana. Lui differenzia da me, ma lui buono touche, anche lui più forse leadership, ma non so. Ma pensaci, io vado da Ivan. Abbiamo ancora tempo? Chiedo se abbiamo ancora tempo, qualcosina. Perché prima PJ ha detto sì, resto a Rovigo. E noi lo speriamo che PJ resti a Rovigo. Sappiamo che già l'anno scorso, appena arrivato qua, c'erano delle sirene di Pro 12 che arrivavano e insomma lo volevano ovviamente con sé. Ivan,
nelle ultime giornate tu e Antonio Oliviero sul Gazzettino vi siete esposti particolarmente, avete dato dei dati abbastanza eloquenti sul cammino del Pro 12 e dell'esperienza italiana in Pro 12. Insomma, tutto da rifare? No, non so se sia tutto da rifare. Io mi sono limitato a dimostrare quello che è stato fatto e di conseguenza quello che non è stato fatto, cioè i risultati ottenuti. Adesso siamo ad una svolta ulteriore perché il board della Celtic ha chiesto formalmente entro la fine di questo campionato, ma sostanzialmente molto prima, già questo mese presumo, un impegno dell'Italia per i prossimi anni, un impegno che credo non si possa non fare, perché altrimenti vorrebbe dire ripartire da zero con un campionato da reinventare. Quello che a nostro avviso, visto che citi il Gazzettino, Antonio Oliviero, noi scriviamo da sempre, noi siamo stati come la Brexit, eravamo contrari noi alla Celtics, ma non perché avessimo qualcosa contro il torneo o altro, ma perché ritenevamo che il modello di sviluppo doveva essere un altro in Italia. È stata fatta questa scelta, adesso tornare indietro 7 anni, 8 anni dopo, perché 2010, per il prossimo anno si è sicuramente dentro, si può fare, però vorrebbe dire riazzerare tutto, quindi la situazione è abbastanza complicata, anche per il fatto che a differenza di Treviso, che ha trovato una sua solidità, pur poi venendo meno nei risultati gli ultimi anni, dalla svolta Gavazzi è stata azzerata anche Treviso, mentre prima era arrivato a sfiorare i playoff. Abbiamo l'altra franchigia, cioè le Zebre, che prima erano gli Aironi, che non ha mai trovato una propria stabilità e pace, ha cambiato sede, è diventata federale, poi è tornata privata, adesso sembra che ritorni federale, e quindi è un grosso problema. Ecco, PJ, ultima domanda. Qual è la percezione? Cosa pensano i tuoi colleghi della tua esperienza in Italia? Rugbisticamente è un livello inferiore, però cosa ti hanno detto quando tu hai detto ciao, io vado in Italia? L'obiettivo per me, no? No, i tuoi amici, your colleague. Ok. What they thought about your change? Dall'Inghilterra? Sì. Ok. Sì, there's a grande change, big change, ma loro ho visto io tanto felice, happy, molto happy, ma the change per me, io cambio as giocatore, cambio avanti, cambio positiva and grow as a player. So. Quindi sei felice della tua scelta? You're happy? Sì, molto, very happy. Per me adesso vincere settimana a settimana, solo week by week. Ok, però diciamo che quando è stato vinto il titolo l'anno scorso hai festeggiato un bel po'. Quando io arrivo in Rovigo in Italia, my mentalità subito di vincere il campionato ancora. Questo anno è impossibile se il giocatore question your mentality. I cannot sit here and say maybe we win, maybe we don't win. For me we win ancora. It's a diritto path. No, dicevo che quando abbiamo vinto lo scudetto, tante feste. Hai festeggiato per tanti giorni, no? Sì. 3, 4, 5 giorni, sì. Tu, Dennis, Rosco? Sì, Roschi, Dennis, Lucio, sì, bellissimo, ma ancora è molto importante ancora. Non solo questo, ma... Ma noi siamo qui per festeggiare ancora, ci mancherebbe. Se poi PJ è positivo e fiducioso, noi non possiamo che esserlo altrettanto. Grazie a PJ per essere venuto a Rugby House. Grazie mille. Ivan, grazie mille a tua presenza. Grazie a voi e grazie a te. Noi saremo ovviamente a Roma a sostenere i rossoblu in questa difficile trasferta contro le Fiamme Oro. Buonanotte.